Mi chiamo Francesco Andrea Luccioni, ho 25 anni e sono incaricato di comunicazione pro-sociale alla collettività di Corsica e di noi faccio parte di un gruppo di musica che si chiama Coscienza, spero un gruppo da bene. La Corsica per me è una terra di una nazione, è un luogo dove sono nato, dove mi mantenuti sono stati, sono nati, sono morti, di tutto ciò che ho in sangue è in Corsica. La Corsica è nel mio sangue. La ricchezza di Corsica è mica semplice, la ricchezza di Corsica penso al suo popolo, perché a Corsica oggi è ciò che è, perché il suo popolo ha fatto cose perché a Corsica sia ciò che è oggi, ma penso in noi che è la sua ricchezza è di noi il suo nemico, perché oggi a Corsica piglia l'esempio di società come società americane, società europee, mica società corse con valori corse. E sul popolo che piglia l'esempio di queste società fa di Corsica una società che perde valore. Dunque penso che è la ricchezza il popolo, ma di noi il suo nemico. Come mi sento in Corsica? Posso dire che bene, sono bene in Corsica. Quando dico sono bene in Corsica, il sorriso si mette nella mia faccia. Davanti alla strada, perché sì, abbiamo fatto una strada davanti, ma penso che se non pigliamo i bioeti a me, che hanno perso qualcosa, penso che tanto una strappata che una strada, ma la strada tamanta è quella che resta a fare. E non penso a spaesare, perché in Corsica abbiamo cose da fare, allora non penso a spaesare. La bene per me si passerà in Corsica, lavorare qui, cantare qui, campare qui. E penso che la bene si farà con questa volontà di stare in Corsica e di fare di Corsica ciò che è e ciò che la sarà. Per me a Corsica è un gioiello che luccicheggia, che è prezioso, ma attenti a suo gioiello che si può scippare.